bene. Buonasera, apriamo questa sera la 41esima seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 30 novembre 2022. La seduta è aperta al pubblico. È garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione in streaming internet della Tenda TV. Ricordo che la seduta del Consiglio è in diretta anche sul nuovo canale televisivo della Tenda TV, visibile sulle smart TV di tutto il Veneto. Passo la parola al segretario per l'appello. Valliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Farrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salizzi Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Baraschin Gianni. Il numero legale c'è. Bene, il numero legale c'è. Nominiamo gli scrutatori. Pagotto Alberto, va bene. Parrella, Roberto, va bene. E De Bastiani Alessandro, va bene? Perfetto. Grazie. Se ci sono comunicazioni da parte del sindaco o della giunta, prego. Le buone tradizioni non si mollano. Comunico come sta andando. Allora, l'andamento del Covid in città è da alcuni giorni stabile dopo essere cresciuto fondamentalmente stabile. C'è una leggerissima diminuzione negli ultimi giorni, invece è incrementato il numero dei ricoveri che quotidianamente adesso vanno dai 6 ai 9. Stamattina erano 8. La mortalità non credo sia elevata, però non siamo fuori dall'ultima recrudescenza. Grazie Sindaco. Non ci sono altre comunicazioni. Allora apriamo i lavori del Consiglio con una prima mozione presentata dal consigliere comunale Alessandro De Bastiani, gruppo De Bastiani Sindaco e Rinascita Civica, ad oggetto applicazione abbonamenti per parcheggio interrato di Piazza Meschio. Prego, consigliere De Bastiani. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, la mozione, considerato che il parcheggio in superficie di Piazza Meschio è spesso tutto occupato, specialmente di sera, quando i lavoratori tornano a casa e lasciano la macchina in sosta fino al mattino successivo. Contemporaneamente gli spazi ad uso pubblico del parcheggio sottostante sono completamente vuoti. Negli altri parcheggi pubblici coperti è possibile acquistare un abbonamento per tutto il giorno o per una parte della giornata con tariffa stabilita dall'amministrazione. Sotto Piazza Meschio questo non è possibile e se qualcuno volesse parcheggiare l'auto per tutta la notte dovrebbe spendere almeno 10 euro. I cittadini che vivono intorno alla piazza, ed è per questo che ho presentato questa mozione, perché mi è stato segnalato e sollecitato un intervento, i cittadini sarebbero disposti a pagare un abbonamento diurno o notturno se le tariffe fossero le stesse degli altri parcheggi in città. Con una delibera comunale del numero 13 del 2021 conteneva un emendamento presentato dal consigliere Casagrande che raccomandava testualmente alla giunta comunale e ai legali dell'ente di sottoscrivere la convenzione dei parcheggi privati ad uso pubblico entro non oltre 60 giorni, eccetera, e inoltre di verificare la percorribilità, di concertare con Edilv
l'impegno della stessa ad applicare alla sosta del parcheggio privato ad uso pubblico al piano interrato tariffe non superiori a quelle relative al centro storico, così come di volta in volta determinato dall'organo esecutivo in sede di approvazione delle tariffe. Al momento i fruitori del parcheggio possono pagare solo la sosta oraria, ma non possono sottoscrivere un abbonamento. Con una dichiarazione rilasciata a un organo di stampa il 9 novembre, il consigliere delegato di Edilvi, l'azienda che detiene la gestione del parcheggio, ha spiegato i motivi della scelta fatta dall'impresa. Testualmente ha affermato che con la convenzione sottoscritta con il Comune ci impegnavamo a mettere la tariffa oraria 0,90 euro all'ora. Nel documento è prevista la possibilità di fare gli abbonamenti, ma non c'è nessun obbligo. Quindi si tratta di una scelta di tipo economico. Questa è la dichiarazione dei gestori. Allora la proposta di delibera che io ho portato questa sera, che il Consiglio Comunale impegni la Giunta a concertare con Edilvi l'applicazione degli abbonamenti annuali, semestrali, trimestrali, diurni e notturni, alla sosta nel parcheggio privato uso pubblico al piano interrato -1 della piazza Meschio, con tariffe non superiori a quelle relative al centro storico, così come di volta in volta determinate dall'organo esecutivo in sede di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. Questa è la delibera. Poi vengono gli interventi. Grazie. Grazie consigliere. Aperti gli interventi. Consigliere De Antoni, prego. Sì, per completare, per integrare quanto illustrato dal consigliere De Bastiani, ricordo che abbiamo fatto nel Consiglio Comunale del 21 aprile 2022, avevamo presentato una mozione, i nostri tre capigruppo, che chiedeva al sindaco e alla giunta di porre in essere ogni atto necessario e idoneo a far sì che l'impresa Edilvi apra entro 10 giorni il parcheggio al piano -1 di Piazza Meschio e a vigilare affinché in tale parcheggio, eccetera, le tariffe, insomma, sempre la stessa cosa. E questa mozione è stata respinta dalla maggioranza. Però, come spesso è accaduto, insomma, ha prodotto qualche effetto, perché qualche giorno dopo, una quindicina di giorni dopo, hanno messo la sbarra, diciamo, ed è stato consentito l'accesso anche a chi a pagamento, in sostanza, ecco. Però successivamente, con una delibera di giunta che avete fatto in agosto, l'11 agosto, avete integrato praticamente avete completato quella pratica, chiedendo appunto, qui adesso la delibera da qualche parte, chiedendo appunto che, come si è scritto esattamente, di stabilire in sostanza, ecco, che gli importi delle tariffe per la sosta nel parcheggio di cui al punto precedente, sia oraria che in abbonamento, siano stabilite come quelle negli altri parcheggi. Questo è stato fatto in agosto, quindi riprendendo un po', anzi riprendendo del tutto la mozione che avevamo fatto, che era stata respinta, ma questo non è niente, cioè, va bene lo stesso. L'importante è che adesso è stata fatta questa delibera e quindi adesso bisognerebbe farla applicare, perché sono passati 4 mesi da quando è stata fatta questa delibera e adesso ci sarebbe la necessità di intimare a questo punto ai Edilvi di applicare questi abbonamenti. Questo è secondo me la cosa che manca, perché si poteva fare quella volta, c'è stato uno scambio di corrispondenza. Io ricordo che in quello scambio di corrispondenza che c'è stato dopo la prima diffida che è stata fatta dal Comune all'Edilvi nell'aprile scorso, l'amministratrice qui di Edilvi, no, l'amministratore in questo caso, diceva che le tariffe da applicare potranno essere non inferiori a €90, adeguate alle tariffe orarie dei parcheggi comunali, mentre per gli abbonamenti sembra difficile valutare che un parcheggio con stalli così limitati possa fare i prezzi di altri parcheggi decine di volte più capienti. Adesso non so dove sono questi, perché forse parla di qualche altra città, sempre che si voglia gestire economicamente, almeno in pareggio, come richiesto ad imprese soggette a responsabilità fallimentari. Allora io credo, ecco, il mio sollecito è che avete fatto la delibera, avete
finalmente, diciamo, considerato che anche le nostre osservazioni erano giuste, adesso fatela applicare, perché avete la possibilità di farla applicare richiamando anche quell'articolo del codice della strada che avete richiamato nelle premesse, in cui praticamente l'amministrazione ha titolo a definire quali sono i parcheggi e conseguentemente a definire anche le tariffe. Grazie consigliere. Altri interventi? Non vedo prenotazioni. Consigliere De Bastiani, prego. Nella discussione della precedente mozione fatta in febbraio, mi sembra, no? Aprile, sì. Mi sono riguardato il verbale e nessuno della minoranza, dei consigli comunali di minoranza è intervenuto, salvo dopo alla fine votare. Maggioranza, scusate. Io mi auspico e credo che questa aula serva per confrontarci tra di noi, perché altrimenti, non so, possiamo anche stare a casa, lasciamo decidere alla Giunta, diamo per automatico che voi siete di più, noi siamo in meno, non perdiamo tempo, stiamo tutti quanti a casa. Quindi io auspico di sentire qualche parere vostro su questa faccenda che sono sicuro non garba neanche a voi. Faccio una domanda, immagino che questa questione sia di competenza dell'assessore al patrimonio, credo, e chiedo in modo esplicito se è stata rispettata la delibera del Consiglio Comunale che dava mandato alla Giunta di verificare la percorribilità, di concertare con Edilv l'applicazione delle tariffe. Il Consiglio Comunale all'unanimità, mi sembra. Ah no, io mi ero astenuto. Avevo votato l'emendamento di Casagrande e dopo mi ero astenuto nella delibera. Ha dato mandato alla Giunta di verificare con Edilv e quindi io immagino che sia stata fatta questa verifica, per cui mi sembra strano che una volta fatto il confronto e verificato adesso insorgano questi problemi, tra l'altro giustificati evidentemente da un accordo, una convenzione che, come avevamo sottolineato la scorsa volta, in modo particolare la consigliera Denardi aveva spiegato che era evidentemente carente in qualche punto. Però voglio dire, se si sbaglia a fare una convenzione, io credo che si possa anche riparare, porre rimedio. Niente, fermo qui questo mio primo intervento, auspico di sentire altri pareri in proposito. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Varaschin. Niente, faccio anche, innanzitutto buonasera, grazie Presidente, faccio anche la dichiarazione di voto, siccome la proposta era partita dal nostro consigliere da Casagrande, noi siamo favorevoli anche alla sua mozione, consigliere De Bastiani. Grazie. Grazie consigliere Varaschin. Consigliere Rosset. Buonasera, grazie Presidente. Ha corso un po' troppo, consigliere, questa sera. Capisco che lei non è, come Presidente, vede le chiamate, ma molto probabilmente l'abbiamo fatta in contemporanea la richiesta.
Io voglio solo osservare che oltre a quello che è stato evidenziato dai consiglieri che mi hanno preceduto, ci sono altre cose che non funzionano in quel parcheggio. Nella convenzione stipulata fra il Comune ed il V aveva autorizzato di installare una sbarra e ho letto nella convenzione era messo all'inizio, quindi in cima e non in fondo alla rampa. E perché vi dico questo? Il sabato 22 ottobre nella chiesa di Santa Maria di Meschio c'era la celebrazione della Cresima e i parcheggi a raso erano tutti occupati. Io sono forse stato, almeno in quel momento, il primo a cercare di andare a parcheggiare sotto, dopo di me sono arrivate altre 4 o 5 macchine. Arrivato alla sbarra, chiedo il ticket e non mi viene dato il ticket. Schiaccio il pulsante per chiamare l'assistenza e nessuno risponde. Perché prima ho detto che l'amministrazione aveva autorizzato di mettere la sbarra in cima? Perché fare retromarcia, 4 o 5 macchine, in una rampa in semicurva si è creata parecchia confusione. Quindi ci sono parecchie cose, oltre alle tariffe che non vanno, che sicuramente bisogna metterci mano. Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Altre prenotazioni? Consigliere Balliana. Sì, buonasera. No, intanto prendo atto che dalla parte della maggioranza ci sono queste considerazioni e avvengono perché effettivamente c'è un problema da risolvere in città. Non sarà il problema più importante che c'è in città, però per tutti coloro che accedono, che vivono attorno a Piazza Meschio e che poi accedono a quella piazza per varie motivazioni, l'ha appena detto un esempio eclatante, l'ha appena fatto il consigliere Rosset, penso sia sì, un esempio importante che fa capire che effettivamente là c'è un problema da risolvere. Allora, il mio intervento non voglio aggiungere, cioè il problema è conosciuto, volevo solo chiedere intanto all'amministrazione comunale se avete delle novità rispetto a questo iter che sta riscontrando notevoli difficoltà. È più di un anno che non si riesce a risolvere la questione. Allora, è vero che è stato più volte detto che i soggetti interessati magari c'è qualche difficoltà a rapportarsi, non lo so, però mi sembra insomma un po' una situazione paradossale quella che per risolvere appunto una questione così di un parcheggio interrato ci si metta più di un anno alla fine, no? Quindi vorrei capire dall'assessore Antiga, se è di competenza sua, qual è l'iter e come sta trattando, come sta cercando di portare insomma ad una soluzione questo problema, questa questione e basta, questa è un po' la situazione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Denardi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Accolgo ovviamente con soddisfazione che anche la maggioranza, o almeno qualcuno della maggioranza, abbia colto l'urgenza e l'importanza di questo tema. Ne abbiamo discusso anche il 24 febbraio scorso, io sono andata a vedermi il verbale della seduta, che quella volta era completo, contrariamente alla seduta di luglio, perché non c'è stato nessun problema tecnico. E a fronte del fatto che ho riletto alcuni di noi, prima il collega De Bastiani ricordava il mio intervento, ma non c'è stato solo il mio, a fronte appunto del fatto che qualcuno di noi sosteneva che il testo della convenzione non fosse esattamente blindato a favore della collettività vittoriese nei confronti di
soprattutto considerando che era stato steso per regolare i rapporti nei confronti di una realtà che con il Comune negli anni ha avuto molteplici contenziosi, anche abbastanza pesanti dal punto di vista economico. Ricordo che il sindaco e l'assessore Antiga sostanzialmente proclamavano l'assoluta perfezione dell'operazione fatta. Siccome la memoria è labile e l'età avanza in tutti quanti noi ogni giorno, sono appunto andata a leggermi il verbale per ricordare le parole esatte utilizzate dal sindaco e dall'assessore. Al consigliere De Antoni, che appunto lamentava a suo avviso un rischio per quanto riguardava i possibili costi degli abbonamenti, il sindaco rispondeva: relativamente all'ipotesi che lei faceva sugli abbonamenti, alla lettura nostra sembra ferreo non soltanto lo spirito, ma li possiamo anche leggere insieme. Abbiamo tirato fuori il passaggio, poi magari lo leggiamo insieme. Il passaggio è quello ovviamente che dice che c'è la possibilità per Edilvi di emettere i parcheggi. Alla consigliera Bagliana, sempre il sindaco diceva: Mirella, vai tranquilla. Non so se è un revival dello stai sereno, spero di no. Invece l'assessore Antiga, giurando e spergiurando che fosse tutto perfetto, arrivava addirittura a dire: poi vediamo a prova contraria, per adesso fidatevi di quello che dico io. A prova contraria mi dirà, non so se si riferisse al consigliere De Bastiani, a me, perché non si vede non si legge dal verbale. Io non voglio, ovviamente non è detta l'ultima parola. Sarei contentissima se dalla prossima settimana Edilvi facesse un cambio assoluto rispetto a quello che sta avvenendo in queste settimane, in questi mesi. Stiamo parlando di febbraio, adesso siamo a novembre, e parliamo di delibere, lo stesso Consiglio Comunale di febbraio, si riferisce a delibere ancora dell'anno scorso, quindi stiamo parlando di tempi ormai biblici. Ribadisco, sarei contentissima se Edilvi facesse un passo indietro e per chi risiede o comunque ha necessità di posteggiare stabilmente in Piazza Meschio venissero emessi abbonamenti effettivamente allo stesso importo previsto per Pradi San Marco, insomma gli altri parcheggi in abbonamento della città. Però mi pare che a 9 mesi sostanzialmente, 10, ormai è nato il bambino, da quel consiglio comunale, per il momento la prova contraria è che quel parcheggio non ha ancora la possibilità, per chi ne ha la necessità, di parcheggiare in abbonamento a tariffe convenzionate, cioè diciamo così convenzionate, comunque pari a quelle di Pradi San Marco. Ribadisco, cambiasse la situazione credo saremmo tutti quanti contenti. Non siamo qui a dire chi è il più bravo, chi è il più bello, però quando si fanno dichiarazioni nelle quali si dice fino a prova contraria dovete fidarvi di me, insomma poi il peso e l'onere morale di queste affermazioni c'è. Grazie consigliere. Prego sindaco, visto che non ci sono altri interventi. Una sola parola prima di lasciare la parola all'assessore. Vorrei puntualizzare: quando a febbraio si parlava di un parcheggio chiuso, quindi il problema era allora di averlo aperto, quindi
L'apertura c'è stata, l'applicazione della tariffa oraria c'è stata, adesso che manca un altro elemento, cioè quello del parcheggio. Quando voi vi rivolgete agli altri discorsi fatti in precedenza, vi rivolgete a una situazione in cui il parcheggio non c'era, era chiuso. Grazie Sindaco. Assessore, prego. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Solo per fare un appunto sul parcheggio di Meschio, che ne abbiamo ampiamente discusso nelle serate precedenti, e oggi ci troviamo a discutere sulla non applicazione in quel parcheggio, in buona sostanza, di abbonamenti. Gli abbonamenti in quel parcheggio privato ad uso pubblico si possono fare e se si possono fare si fanno alle condizioni che sono state dettate dall'amministrazione, quindi riferite almeno uno di Pra San Marco. Quindi non stiamo parlando oggi che ci sono degli abbonamenti che agiscono nel meno uno di Meschio che hanno prezzi diversi da quelli di Pra San Marco. Lì non ci sono, perché è stata una scelta, non riusciamo a capire come, del conduttore di dire: a me non interessa farli, è una mia facoltà decidere se sì o no, e se sì voi mi dite i prezzi. Quindi questo è in buona sostanza il riassunto breve della cosa. Personalmente ritengo che vedere un parcheggio notturno senza macchine e quindi senza introito possa essere una cosa non conveniente per chi lo gestisce, che ne paga le spese, ma se uno si diverte a far più debiti di quello che ha, sua scelta. Io farei diversamente. Fa diversamente anche Abaco, che nel Pra San Marco, per riuscire a utilizzare al meglio quella struttura che c'era lui in gestione, dobbiamo pensare che lui ce l'ha in gestione, però noi lì siamo in condominio e paghiamo delle spese non indifferenti per quel parcheggio, ha deciso, per massimizzare la resa, di fare addirittura, se non ricordo, sono 2 tipi di abbonamenti. L'abbonamento, Abaco decide di farli e i prezzi li ha decisi il Comune. Nella convenzione sottoscritta invece con Edilv, alla voce tariffe e anche alla delibera, le tariffe che vengono applicate al meno uno devono essere quelle equiparate ad altri interventi. Quindi se domani mattina Edilv vuol fare un parcheggio e lo vuol fare notturno oppure lo vuol fare diurno, deve necessariamente osservare i prezzi di Pra San Marco. Qual è la differenza secondo me? Che molto probabilmente lui non ritiene che quel tipo di abbonamento possa essere per lui sufficientemente remunerativo a pagarsi le spese che lui ha di gestione. Quindi questo credo sia il riassunto poi in breve della cosa. Ovviamente, parlando poi alla consigliera, non abbiamo una perfezione nell'atto che è stato fatto nei confronti dell'IV, però credo e crediamo che sia la miglior soluzione, perché la convenzione sottoscritta tra il Comune ed il V per la gestione del parcheggio di Piazza Meschio, ripeto, è la miglior soluzione che potevamo ottenere con un'attività di mediazione collegata ad un precedente accordo conciliativo raggiunto per le parti nel gennaio 2006, approvato con la delibera comunale del Consiglio la 6/2006. Possiamo dire quanto di meglio partendo dal fatto che la precedente atto e a risoluzione per mutuo consenso della Convenzione originaria del 2008, figlia dell'attuazione del Piroeo svincolando gli attori agli obblighi conseguenti sottoscritti all'attuazione, faceva venir meno, oltre altre cose, anche la prevista servitù ad uso pubblico dell'area, destinata secondo convenzione a parcheggio ad uso pubblico al primo piano sottostante per una porzione di 1080 metri quadrati. Come ricordo, nella mozione fatta dal consigliere De Bastiani, nella delibera del Consiglio Comunale 13 del 2021 è stato approvato un emendamento presentato dal consigliere
Casagrande, che oltre all'indicazione ai tempi per la sottoscrizione, raccomandava di verificare la percorribilità, di concertare con il DV l'impegno della stessa ad applicare alla sosta nel parcheggio privato ad uso pubblico, il piano interrato -1, tariffe non superiori a quelle relative al centro storico, come determinato di volta a volta dall'organo esecutivo in sede di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. Con la delibera di giunta del Consiglio Comunale, la 11 del 2022, definitivamente veniva stabilito che gli importi delle tariffe per la sosta dei parcheggi e per gli abbonamenti devono essere assolutamente identiche a quelle che la stessa giunta comunale determina per le tariffe a copertura di servizi pubblici a domanda individuale. Nella convenzione per il parcheggio all'articolo 4.2 si prevede che la tariffa oraria applicata a quella relativa al centro storico, come di volta in volta determinata dall'organo esecutivo in sede di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, che comunque non potrà essere inferiore a €90, che era quello che si andava a pagare al Pra San Marco a ora. È prevista la possibilità per il gestore di convenire abbonamenti esclusivi individuali per l'utenza, in conformità con quanto disposto per le altre aree destinate a parcheggio pubblico soggette a ticket orario o a sosta assoggettata a tariffa per l'orario 24/24. Al Comune di Vittorio Veneto, per posizione inderogabile, interessa che le attività produttive e direzionali inserite nell'ambito possano usufruire di posti auto, in quanto dedicato alla sosta dei veicoli interessati alla loro attività, e questo difatti oggi avviene. Se poi per una valutazione della proprietà della gestione del parcheggio, pensando benefici ed oneri economici convenienti alla copertura dei costi di gestione, per non dare la possibilità di sottoscrivere abbonamenti già possibili in convenzione, è una valutazione di non facile comprensione, ma è una scelta che fa il gestore. Se posso aggiungere, quando si stava parlando di tariffe di gestione e di tipi di abbonamenti che si poteva fare in quel parcheggio, c'è stata, perché siamo stati informati di questo, un contatto Abaco, che gestiva per noi tutto quello che erano i parcheggi, e il proprietario di quell'area. E seduti al tavolo per discutere di altre cose, non di questo, Abaco ci raccontava che è stato contattato, all'analisi delle spese e dei costi doveva essere pagato per fare un servizio, non sicuramente di trovare la remuneratività che poteva essere fatta da un costo di un parcheggio che vada a ristorare in parte o in toto quelle che sono le spese di gestione che si sobbarca il privato. Quindi è una sua scelta, purtroppo non siamo perfetti in tutto, però i parcheggi ad uso pubblico ci sono, le tariffe viene rispettata, gli abbonamenti no, ma se domani mattina ci sarà un abbonamento, e non so se abbiamo strumenti per imporre un abbonamento, perché potrebbe essere anche che se poi imponiamo gli abbonamenti dovremmo anche capire quanti abbonamenti andiamo a imporre. È una percentuale rispetto ai parcheggi? Possiamo dire che là sotto dei 40 parcheggi lui possa fare 40 abbonamenti annuali e quindi sottrarre al pubblico la possibilità di parcheggiare macchine? Cioè, sono cose abbastanza difficili poi nel gestire. Noi diamo la possibilità al privato, per sua convenienza e remunerabilità, di fare degli abbonamenti. Lui ha scelto di non farlo e purtroppo andremo a insistere, a vedere. Abbiamo provato anche con Abaco che si avvicinasse alla gestione, perché Abaco, o chi sarà magari a seguito, se ci sarà un altro bando, per noi è un referente di tutto rispetto, e quando c'è qualcosa da sottolineare segnaliamo e va a risolvere il problema. Con lui non è la stessa cosa. Diceva poi prima il consigliere Mario che ha avuto dei problemi, abbiamo risolti anche altri problemi lì sotto, macchine che sono state chiuse dentro, abbiamo inventato anche modi per uscire le macchine, perché non funziona, e se non funziona non è che possiamo buttare giù sbarre o condannare qualcuno. Quindi
l'impossibilità di avere un interlocutore che possa dare un servizio appieno sul parcheggio c'è, assolutamente c'è. Bene, grazie Assessore. Il posizionamento della sbarra nel progetto originale era posizionato sopra e a mia informazione è stata un'indicazione alla sovrintendenza che ha detto di spostarla ai piani sotto. Sopra tra l'altro ne facevano una, sotto se non ricordo male hanno dovuto fare due e quindi hanno anche un po' battagliato per farne una solo sopra. Magari ovviamente se c'è qualcosa che non va bene segnalato con un semaforo, non so, quelle sono cose sicuramente che vanno perfezionate, però dovrebbe essere cura del gestore, visto che poi dovrebbe ricavarne anche del denaro e non solo querele, magari, no? Perché è stata sequestrata una macchina dentro, muoversi nel momento giusto, insomma. Ok, grazie Assessore, penso che sia stato dettagliatissimo. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere De Antoni, prego. Nella delibera di giunta che è stata fatta l'11 agosto 2022, in cui era presente anche lei, Assessore Antiga, in pratica avete richiamato l'articolo 7,1, lettera F del decreto legislativo 285 del 92, che è il codice della strada, che stabilisce che i comuni possono individuare aree sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allora, la competenza di definire che quello è un parcheggio a pagamento ce l'avete voi, tant'è che l'avete scritto sulla delibera. E adesso a voi compete, come si può dire, imporre a chi gestisce il parcheggio di applicare le tariffe che dite voi, perché altrimenti quello non può fare neanche il parcheggio lì, secondo quello che c'è scritto qui, perché siete voi che individuate il parcheggio, al di là di quella che era la convenzione fatta. E poi la seconda cosa, la convenzione non è stata fatta correttamente, perché quella indicazione che era emersa sulla spinta della consigliere Casagrande diceva proprio quello, cioè modificate la convenzione in modo tale che sia previsto questo, perché altrimenti quel parcheggio non viene utilizzato. E la terza cosa, le convenzioni, signor Sindaco, si devono applicare tutte assieme, cioè ha ragione che a febbraio era chiuso, ad aprile abbiamo aperto un pezzo, adesso speriamo, io dico, a dicembre completiamo quello che è la convenzione, che deve prevedere anche gli abbonamenti, per una questione, altrimenti quei parcheggi non servono a niente, perché le fotografie che ha fatto il consigliere De Bastiani sono che è vuoto, completamente, sopra tutto pieno e fuori vuoto. Cioè è un interesse, è stata fatta una convenzione ancora nel 2006, ma avevamo come obiettivo l'interesse pubblico, non l'interesse dell'impresa. L'impresa, quando ha firmato la convenzione, sapeva dove andava a finire. Se vuole chiudere il parcheggio lo chiuda, ma non può fissare le condizioni l'impresa, anche se questa è una cosa non economica. Noi non possiamo entrare sull'aspetto economico dell'impresa. Certo, l'impresa deve guadagnare, però se ha sbagliato le sue mosse deve fare in modo di rispettare quelli che sono gli impegni presi. Io davvero mi sembra che la posizione, Assessore, la sua posizione sia troppo disponibile, insomma, nei confronti dell'impresa, cioè bisogna insistere, perché questo, anche quando si diceva di aprire e non aprire, poi quando le avete fatto l'ordinanza ha pure aperto, no? Sì, accelerando i tempi, prima erano 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni. Bisogna, secondo me, insistere a rischio di andare anche in causa, perché questo qui deve rispettare quelle che sono le indicazioni del Comune. Grazie, consigliere De Antoni. Aspetta che eventualmente interventi, così poi l'assessore risponde a tutti. Consigliere De Nardi, prego. Sì, allora anzitutto il sindaco, quando ho citato la sua affermazione di prima, l'ho detto, faceva riferimento agli abbonamenti, non al fatto che il parcheggio fosse chiuso o fosse aperto. La sua frase sulla
struttura ferrea della convenzione, sia nello spirito sia nel testo della convenzione, era relativa agli abbonamenti, non all'apertura o no del parcheggio. Per cui lei ha assicurato in questo Consiglio Comunale che la scrittura era talmente ferrea che i dubbi sollevati dal consigliere De Antoni non avevano ragione di esserci. Questo ho citato io. Che poi all'epoca fosse addirittura chiuso e almeno adesso è aperto, questo nessuno lo ha negato. Ma non è che dobbiamo dire che la frase che lei ha pronunciato sulla natura ferrea del testo della convenzione fosse relativa alla chiusura del parcheggio. No, era relativamente all'ipotesi del consigliere De Antoni sugli abbonamenti, che è il problema che esattamente stasera stiamo sollevando. L'assessore Antiga fa riferimento al fatto che le attività commerciali e direzionali hanno bisogno dei parcheggi disciplinati a ore per avere posti liberi, ma le attività commerciali e direzionali e i residenti possono avere bisogno di entrambi i tipi di pagamento, sia quello in abbonamento sia quello a ore. Stare a fare distinzioni fra uno o l'altro dicendo no, bisogna che ci siano i parcheggi con la tariffa oraria perché hanno bisogno dei parcheggi le attività, ma ne hanno bisogno anche avendoli in abbonamento. Ci sono tantissimi professionisti e commercianti del centro che proprio perché lavorano e sono professionisti del centro hanno l'abbonamento. Cioè, ne conosco io personalmente più di uno. Per cui già fare distinzioni tra i residenti e chi lavora in zona mi pare abbastanza bizzarro. Che l'amministrazione poi faccia distinzione se uno ha bisogno di stare lì 2 ore, ha bisogno di starne 4 o ha bisogno di stare lì 8 ore, cioè, mi sembra mi perplime, diciamo, mettiamola così. Fa poi un ragionamento l'assessore sul ma allora se mettiamo gli abbonamenti dobbiamo mettere un limite al numero, alla percentuale, al numero di abbonamenti. Ma a Prati San Marco c'è la percentuale? In centro c'è una percentuale di abbonamenti che si può emettere? No, quindi il problema è di là come di qua. Cioè, se lei si pone questo problema per il parcheggio di Piazza Meschio, se la deve porre anche per il centro e Prati San Marco, perché sono astrattamente limitati nel punto di vista del numero da tutte le parti. Cioè non è che in centro abbiamo 6 milioni di parcheggi e 30 autoveicoli. Cioè, se questo è un problema che esiste e lei l'ha sollevato, se ritiene che è un problema per Piazza Meschio, per Prati San Marco e per il centro. Tanto che vado a memoria, quando io conoscevo personalmente chi aveva un abbonamento e l'ho visto fisicamente, l'abbonamento, adesso so che c'è gente che lo ha, ma non lo vedo ultimamente come li emettono. L'abbonamento che io avevo visto all'epoca, stiamo parlando di qualche anno fa, ci aveva scritto sopra che il fatto di avere l'abbonamento non garantiva poi la possibilità di collocare la macchina in uno stallo, cioè garantiva la possibilità di avere l'abbonamento ma no il posto libero in soldoni. Quindi è un problema che sinceramente lei solleva ma non vedo dove sia. O meglio, se ritiene che bisogna porre un limite di proporzione tra il numero di stalli disponibili e il numero di abbonamenti emessi, allora comincia ad andare a vedere quanti abbonamenti sono stati emessi per Serravalle e quanti abbonamenti sono stati emessi in centro, prima di parlare di Meschio. Che sia antieconomico per la ditta, a me sinceramente, l'ho detto anche il 24 di febbraio, lo ribadisco adesso, non interessa. Nel senso che si tratta di rischio d'impresa, è l'impresa che deve fare i suoi conti prima di fare le convenzioni, non noi che dobbiamo venirgli incontro dopo, perché se no vuol dire che noi accolliamo alla collettività un problema che non è nostro, perché non è un problema pubblico, è un problema di un'impresa privata. Non riescono a starci dentro, hanno fatto male la convenzione, è peggio per loro. Cioè, dobbiamo sempre sacrificare l'interesse pubblico a rischio di impresa, no, se no diciamolo che siamo arrivati a ben oltre il comunismo reale, perché se andiamo a risolvere i problemi dell'impresa creando problemi ai cittadini, siamo ben oltre. Grazie. Grazie consigliere. Vediamo se c'è qualche altro intervento e dopo
lasceremo la parola all'assessore. Bene. Sì. Consigliere De Bastiani. Presidente, hai detto che è stato dettagliatissimo l'assessore, è vero, però tanta confusione ha in testa l'assessore. Intanto vorrei dire una cosa, la premessa: Edilvi non era obbligato a gestire il parcheggio, perché adesso sembra che quasi, no, diamogli una mano perché poverino non ci sta dentro. Poteva astenersi da chiedere la gestione del parcheggio, punto primo. L'assessore dice è una scelta che fa il gestore, ed è qui la confusione che l'assessore Antiga ha in testa, ma Abaco al parcheggio San Marco non è che possa dire io non faccio gli abbonamenti perché non mi conviene. Era la convenzione, probabilmente fatta in un modo migliore di questa, o fatta bene, che lo obbliga, è obbligato Abaco a fare gli abbonamenti in piazza parcheggio San Marco e il parcheggio qui di piazza Medaglie d'Oro. E per cui la stessa convenzione doveva obbligare chi aspirava a gestire il parcheggio di piazza Meschio a gestirlo con l'attuazione degli abbonamenti, che tra l'altro secondo me era sottointeso, cioè, io credo che tutti quanti noi davamo per scontato che doveva essere così, probabilmente lo dava per scontato anche la giunta e probabilmente anche gli uffici e cosa, però qua qualcosa è andato storto, perché qualcuno ha sbagliato a mettere una virgola e aggiungere o togliere una parola, io mi auguro che abbiano sbagliato, no? E adesso ci si trova in questo problema. Ci sono altre cose che non vanno in quel parcheggio, lo ha citato innanzitutto il consigliere Rossetto e poi ci ha spiegato anche l'assessore, ha parlato di alcuni casi, ma lo so, ci sono altre cose. Io aggiungo per esempio che in quel parcheggio credo, perché non l'ho mai fatto ma sono sicuro, non ci sono i 15 minuti di cortesia che ci sono in tutta la città, no? Sia in centro che San Marco e cosa, se io devo fermarmi un attimo perché faccio una commissione che ci metto meno di un quarto d'ora, non pago la sosta. Questo era stato introdotto all'inizio quando sono state fatte le tariffe. Non so, sarebbe da verificare nei parcheggi. La tariffa è 0,90 all'ora, però c'è un minimo, credo sia 60 centesimi se uno non fa l'ora intera. Non credo che li sottosegua. Vabbè, ma questi sono, su queste cose qua magari ci si passa sopra, ma andiamo a sommarle alle altre. E quindi, ripeto, c'è un problema, probabilmente c'è stato un errore, vediamo di risolverlo, non possiamo dire oppure cercare giustificazioni, ma cosa vuol dire il discorso che se 40 fanno l'abbonamento non restano più posti pubblici? I 40 che faranno l'abbonamento cosa sono? Sono posti pubblici? Se dovesse essere così, non credo che possa avvenire, è improbabile, ma però voglio dire... se dovesse succedere, sono 40 parcheggi che verranno adoperati e utilizzati dal pubblico, mentre adesso abbiamo 40 parcheggi completamente inutilizzati. Grazie. Consigliere Baldiana. Sì, solo un'altra considerazione. Abbiamo appreso dall'assessore Antiga che novità non ci sono rispetto a questa questione, quindi da quando avete approvato la delibera di giunta
ad agosto, fino ad ora, appunto, non so se lei ha interloquito, è riuscito a parlare con la proprietà, ma comunque novità non ce ne sono. Però il suo discorso, Assessore, mi è sembrato tanto un discorso di resa, un discorso, cioè il problema è reale, è un problema sentito da parecchi cittadini che vivono attorno alla piazza, è un problema che anche la maggioranza ha fatto presente, quindi è un problema che va in qualche modo risolto, o quantomeno provare a risolverlo. E lei questa sera, secondo me, ha fatto un discorso, tra virgolette, di resa rispetto al problema. E quindi non di affrontare oppure di dare, tra virgolette, o dare delle strade per provare a sistemare questa questione. La cosa che più mi ha un po' toccato è quando lei ha detto: questo è il meglio che potevamo portare a casa rispetto al miglior risultato che potevamo ottenere rispetto a tutta la questione giudiziaria e delle trattative, ha detto, no? Di non volere il parcheggio, vabbè, questo magari vado a vedere anche questo, di non volere il parcheggio ad abbonamento, Un attimo. tutto il parcheggio, cioè, Microfono, se ma no- no, di non volerlo in proprietà, lei dice. Ma scusa, finisco il discorso, poi ok. magari Assessore non lo so, adesso magari. No, allora, Finiamo il tornando un attimo, Assessore, no, io no, basta, cioè nel senso, allora, quello che volevo dire anche alla maggioranza, che secondo me va ricercato una risoluzione rispetto a questo. Poi un'altra cosa che mi desta un po' di perplessità, quando lei dice al gestore non conviene fare abbonamenti a quel prezzo. Lei sta ragionando così, perché sennò lei sta dando adito ad un altro ragionamento che non vorrei fare qua stasera, ma il ragionamento è questo: allora se alla città servono dei parcheggi ad abbonamento, non vorrei che fosse il comune a dover, per l'ennesima volta, come diceva prima il consigliere Denardi, integrare eventualmente il costo degli abbonamenti o del parcheggio, dell'utilizzo del parcheggio, perché se fosse questo sarebbe molto grave. E chiedo un'altra cosa, secondo me, allora, se lei mi può dire quando avete fatto appunto la convenzione, quando avete fatto la chiusura del contenzioso, se erano state ben definite queste questioni sia di parcheggio a uso pubblico, forse a tariffa, ma anche ad abbonamento. Grazie. Consigliere Dus. Buonasera. Dunque, lei è assessore Antiga, sicuramente molte doti che gli vengono riconosciute dalle persone. Io però di quello che lei ha detto, ho letto prima, non ho capito nulla. Io non ho seguito nei dettagli tutta la vicenda legata ai parcheggi, e per cui sto cercando di capirne qualcosa in questo momento. E dal riassunto che ha fatto lei, francamente non ne ricavo la soluzione che i consiglieri di minoranza e, capisco questa sera, anche di maggioranza cercano. Allora lei ci deve dire, siccome voi siete uomini del fare, siete persone pragmatiche, quale è lo strumento attraverso il quale si risolverà il problema che è stato qui evidenziato. Ce lo dica, ci dice, risolveremo il problema così, così, così in questi giorni, così, così, colà, in modo che la prossima volta che i consiglieri andranno a Meschio potranno usufruire del parcheggio con tutti i crismi o i cittadini residenti, eccetera, eccetera. Perché francamente qua stiamo discutendo da un'ora e dobbiamo ancora capire qual è la strada, perché è successo in questi anni che si sono votate a larga maggioranza anche delle proposte che venivano dalla minoranza sul tentativo di risolvere dei problemi molto intricati, ad esempio quella dei Meschietti, no? E poi sui fatti i problemi comunque rimangono. Allora,
Adesso possiamo votare tutti questa mozione, da quello che capisco viene condivisa, forse, non lo so. Però poi la soluzione la troviamo oppure no? Perché sennò ci troviamo fra un anno in cui il consigliere De Bastiani ci ripresenta un'altra mozione, stiamo qui, ne discutiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ripeto, siete voi gli uomini del fare, i vostri consiglieri di maggioranza hanno sollevato un problema che noi condividiamo, risolvete questo problema e andiamo avanti. Grazie. Consigliere Dus, consigliere D'Arè. No, intervengo in maniera minimale. Siamo gli uomini del fare. È chiaro, su Piazza Mesco il consigliere Dus non ha votato tutta quell'operazione che ci vedeva coinvolti in varie amministrazioni. Allora, stiamo discutendo una mozione, mi pare che sia il caso di andare al voto, perché di chiacchiere sono state fatte tante, quindi penso che e tutti hanno fatto quantomeno 2 giri, siamo uomini del fare. C'è una mozione, vediamo cosa ne viene fuori, cosa decide il Consiglio. Prego, Sindaco. Volevo fare un'ulteriore puntualizzazione, consigliere Denardi. Andrò a rileggere quello che lei... Sì. Posso trovarlo anch'io, grazie. Quello che volevo dire era che all'epoca, con il parcheggio chiuso di ferreo, avevamo soltanto il fatto che avevamo stabilito che le tariffe dovessero essere uguali. Se dopo in quell'occasione si specificò addirittura qualcosa sul parcheggio, andrò a rivedermelo, mi sembra abbastanza strano, ma comunque di ferreo c'era soltanto il concetto dell'uniformità del prezzo tra quello che sarebbe stato poi applicato dal Meschio e quello che avevamo in città. Prima di chiudere faccio la mia dichiarazione di voto. Vedo che qua si sta consumando il solito rito, voi lo sapete bene che non abbiamo mai smesso l'interlocuzione, ancorché rarefatta, con la proprietà, perché non è mai facile interloquire. Abbiamo fatto tanti passaggi, alle volte scritti, alle volte verbali. Abbiamo ottenuto fino adesso che venisse aperto secondo le indicazioni nostre, sbarra giù, sbarra su, orari, eccetera. Adesso ce l'abbiamo aperto, manca questa ultima questione dell'abbonamento. Interloquiremo ancora. Io confido anche che si possa anche raggiungere questo obiettivo di avere anche gli abbonamenti, perché a ben vedere, mettendosi sempre nei panni di chi abbiamo di fronte, avere un parcheggio con tutti i suoi costi, che sappiamo non essere bassi, per le pulizie, per la corrente elettrica, eccetera, ed evitare di incassare, non cifre enormi, ma evitare di incassare abbonamenti di notte a fronte di parcheggio vuoto, penso che non convenga neanche alla proprietà, a parità grosso modo di spese, perché è sempre acceso, se di notte a orario la vuoi portare giù, trovi la sbarra che si apre, quindi il consumo di corrente c'è, le spese restano fisse. Senza abbonamenti non c'è neanche quell'incasso da abbonamento. Non si può mai decidere per gli altri, ma sembra abbastanza logico che interloquendo quantomeno si possa raggiungere, un po' di speranza c'è, ecco, di avere anche quel tipo di servizio. Comunque qua si impegna l'amministrazione a fare una cosa che effettivamente non ha mai smesso di fare. Normalmente a fronte di questo approccio vi abbiamo sempre votato contro, stavolta vi voto a favore, anche. Sì, nel senso che è già un impegno che abbiamo, cerchiamo di portare a casa il risultato con i metodi che ci sarà concesso di fare. È chiaro che i metodi non violenti sono sempre preferibili. Grazie Sindaco. Se vogliamo passare alla votazione, quindi subito. Allora, dichiarazione di voto del capogruppo della Lega. Prego. Grazie Presidente. Giustamente, come ha detto il consigliere D'Antoni, non spetta a noi puntualizzare sull'aspetto economico di questa impresa. Adesso io non lo so se quel giorno c'era un guasto o c'era qualcos'altro, solo che
come prima ho detto, i parcheggi a raso erano pieni, quelli sotto per 2/3 erano vuoti. Comunque il nostro gruppo concorda che è necessario far rispettare costi e orari di apertura della struttura destinata a parcheggio pubblico. Pertanto il nostro voto è favorevole. Grazie, capogruppo Rossetta. Capogruppo Dus, prego. Sì, una brevissima puntualizzazione, consigliere Darè. Se oggi noi discutiamo dei parcheggi, è anche perché grazie al mio voto l'amministrazione Tonon allora riuscì a completare la piazza. Ecco. E siamo a favore di questa mozione che è stata presentata. Grazie. Grazie. Bene, allora passiamo alla votazione per la delibera discussa, per la mozione proposta. Prego, capogruppo De Bastiani. Sì, capito come andrà, in che senso andrà la votazione, esprimo la mia gratitudine per il gruppo di maggioranza, per il sindaco, che non si sono arroccati in posizioni preconcette e che esprimeranno il voto favorevole alla mia mozione. Grazie. Grazie consigliere De Bastiani. Ora abbiamo finito, passiamo alla votazione per la delibera, per la mozione in oggetto. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La mozione è approvata. Bene. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, ovvero scusate, il numero 3 dell'ordine del giorno, bilancio di previsione 2022, 2023, 2024, ottava variazione con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021. Prego il vice sindaco Posocco, nonché assessore al bilancio, di illustrare l'oggetto della delibera. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ottava variazione con applicazione di avanzo di amministrazione, l'ultima del 2022 per il Consiglio Comunale. Vi elenco brevemente quali sono i punti più importanti di questa proposta. Voi notate come maggiori entrate una serie di contributi. Innanzitutto il più importante è il contributo regionale come fondo sostegno agli affitti per 180.000 euro, che poi lo trovate anche poi come maggiori spese per 180.000 euro. 180. Vedete come in spesa corrente le spese legali per l'attività di assistenza nel giudizio di impugnazione della sentenza, quella relativa ai derivati, per 40.000 euro. E poi vedete gli arretrati contrattuali del personale dipendente per 262.600 euro, finanziati per 134.100 con una quota di avanzo di amministrazione accantonata per i rinnovi contrattuali e una parte con altre minori spese. Nelle minori spese vedete una serie di cifre fra virgolette contenute, in cui abbiamo cercato di trovare insomma i soldi per poi finanziare le altre spese correnti. In parte capitale come maggiori spese trovate 40.000 euro in più per il miglioramento sismico della scuola materna San Fermo e nella manutenzione straordinaria degli immobili 30.000 euro. La dottoressa Parè qui con me per le vostre domande, c'è anche la dottoressa Costalonga per quel che riguarda il discorso dei derivati. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Devo lasciare la parola alla dottoressa o no? Se avete delle domande tecniche secche.
veloci, domande su numeri, eccetera, e dopo passiamo alla discussione. Bene, apriamo il dibattito, prenotatevi. Consigliere De Antoni vuole... Avevo alcune richieste e commenti, quindi diciamo faccio tutto assieme, no? Non sono richieste scritte, secche come chiedeva il Presidente. Allora, mi sono soffermato innanzitutto sui contributi regionali per la biblioteca e per l'archivio. Sono 15.000 euro per l'archivio e 3.772 per la biblioteca. Chiedevo all'assessore, con cui ho discusso un attimo nel precedente Consiglio, questi due importi sono quelli derivanti dalla partecipazione al bando, ai bandi regionali. Ecco. Allora, se è così, come avevo capito anch'io, non mi ha convinto l'altra volta quando ha detto che quei 10.000 euro che aveva risparmiato dalla gara per la custodia dei musei erano usati per quei bandi. E ha detto anche che, essendo un risparmio sulla gara, non poteva essere più utilizzato per aumentare le prestazioni per tenere aperti i musei. Ne abbiamo parlato un attimo anche in commissione, avevo anche chiesto che le dicessero di questa mia difficoltà a capire, ma è normale che quando si fa una gara d'appalto, che sia di un servizio, che sia di un'opera pubblica, se ci sono dei risparmi derivati dal ribasso d'asta, chiamiamo quindi dall'offerta, insomma, in ribasso rispetto agli importi dichiarati, comunque si possono utilizzare per fare maggiori lavori o per fare maggiori servizi. Quindi non è corretto quello che lei ha detto l'altra volta, e cioè che quei 10.000 euro non potevano essere utilizzati per ampliare l'orario di apertura dei musei, come primo punto. Poi vado avanti su altre piccole osservazioni. Sì, allora abbiamo chiesto in commissione con vice sindaco, con assessore al bilancio, sul punto di quei 40.000 euro per le spese legali per la causa sui derivati. Io avevo chiesto, adesso c'è benissimo la dottoressa Costalonga che ci risponderà, cioè di capire quali sono stati i diversi passaggi, perché a memoria c'era stata quella sentenza di marzo che poi forse è stata depositata ai primi di aprile, prevedeva una certa cosa che doveva essere fatta verso ottobre, poi ottobre e alla fine il vice sindaco ci ha detto che la prossima udienza è a marzo. Volevo capire come questi passaggi erano venuti, come eravamo arrivati a questo punto. Un'altra osservazione riguarda gli arretrati contrattuali a personale dipendente. Allora, ho capito ci sono 262.000 euro di arretrati che in parte sono coperti dall'accantonamento che era stato fatto negli anni precedenti, in parte da risparmi, spese di personale. Allora qui come al solito mi sono rizzati i capelli e ho detto ma com'è che l'assessore risparmia sul personale? È impossibile. Allora mi è stato spiegato che una parte sono già di quei 128.500 euro, una parte erano già previsti come come maggiori oneri per gli arretrati del personale, giusto? E una parte, e qui volevo capire quanta, era invece risparmi effettivi sulle spese per il personale. Mi doveva questo dato e spero che me lo possa dare. In commissione ci siamo chiesti tutti, e tutti ci chiedevano, ma quei 30.000 euro che l'assessore Fasan deve spendere per manutenzione straordinaria degli immobili, a cosa servono? Nessuno sapeva. Adesso l'assessore ci risponderà benissimo. Ecco, poi è stato variato, oltre che il bilancio 2022, è stato variato anche il bilancio 2023. E qui, ripensandoci anche a quello che la dottoressa Perè ci ha detto in commissione, a me sembra forzato, dottoressa, questo inserimento nel 2023 di quelle maggiori entrate e conseguentemente delle maggiori spese per quanto riguarda da un lato il concorso di violino, ma non perché è il concorso di violino, è perché è un'iniziativa che verrà fatta nel 2023, si prevede nel bilancio 2023 di modificare gli importi, ma io credo che non si possano fare delibere oggi di incarichi immediati imputando la spesa al 2023. Non so, magari mi aiutate a capire, perché lo stesso discorso viene fuori anche sulla proroga della gestione del teatro da ponte. E anche qui mi sono un po' meravigliato
ricordando che alla fine di aprile più o meno il sindaco ci aveva chiamato d'urgenza, no, a discutere del problema del tratto da ponte, sembrava che la cosa dovesse essere fatta assolutamente entro il 31 dicembre. Io neanche sul giornale ho trovato informazioni in merito a questo, che di solito il giornale è quello che mi fornisce più informazioni. E allora mi chiedo, poi ho trovato in effetti, controllando le determine, perché qui è tutto un giro di carte, ho trovato che è stata fatta dal Comune una richiesta di rinnovo del teatro. No, scusi un attimo, no. Leggo solo che con nota del 28 ottobre Fondazione Cassamarca comunica il rinnovo della convenzione fino al 31/3. Ha chiesto di poter rinnovare l'uso del teatro da ponte che scadeva. No, esatto, prima il Comune ha chiesto e il teatro ha risposto. Volevo capire se ci sono delle novità, perché come dico non ho sentito, perché c'era quella scadenza, si ricorda che ci ha fatto la convocazione d'urgenza e io non ho più saputo niente. L'ultima cosa era una sciocchezza, no? Utilizziamo 43.000 euro dell'avanzo di amministrazione, 40.000 per la scuola San Fermo. Benissimo. Quei 3.000 euro sono quelli per la lavatrice? Sì? Bene. Ma a chi serve una lavatrice industriale? Ma se abbiamo appena fatto gli interventi per 1.500 euro per sistemare le lavatrici che c'erano. Un'altra lavatrice. Abbiamo speso 1.500 euro, da poco? Ma abbiamo speso in questi... Sì, ma abbiamo speso in questi giorni 1.500 euro, la determina di novembre, C'è una determina di novembre e qui abbiamo speso 1.400 euro per il posto. Siamo sfortunati. No, capita anche nelle migliori famiglie, voglio dire che capita, però no, mi ha colpito il fatto. Sì, ma dopo che gli avevamo dato 1.500 euro di farmaci sono morte comunque. Pazienza, no? Sì, l'intervento è stato, la determina che parla di questi due interventi a due ditte, una di Pordenone, non mi ricordo quale fosse, insomma, comunque erano di questo mese, di novembre, quindi è successo così. Va bene, ho chiuso. Grazie consigliere. Vedo che... non c'è... Altre prenotazioni? Consigliere Balliana, prego. Sì, anch'io purtroppo non ho potuto partecipare alla commissione, però insomma guardando un attimo vorrei chiedere alcune cose. Allora, intanto volevo capire per quanto riguarda la parte corrente, esercizio 22, minori entrate, i 14.000 euro del servizio convenzionato e servizi sociali, a cosa si riferivano? E poi spese, parte corrente, spese gestione biblioteca e musei, un aumento di 18.000 euro, se potete un po' spiegarci meglio. Il discorso dei 40.000 euro appunto per le spese legali delle attività per quanto riguarda il ricorso promosso da Banca Intesa, ma dopo magari ne parleremo in modo più approfondito. Poi per quanto riguarda le minori spese, sempre della parte corrente a pagina 3, sto vedendo gestione centro antiviolenza meno 7.000 euro. Anche qui volevo capire o erano stati messi soldi in più prima e quindi sono stati tolti, magari se ci dite qual era la questione. Poi vedo anche cose piccole, risparmi, spese, manutenzione varie 5.000 euro. Vorrei capire tra le manutenzioni se potrebbero rientrare anche le manutenzioni del decoro urbano. Faccio un esempio, la manutenzione dei piccole fontane, mi viene da dire togliamo soldi, chiedo all'assessore Fasan se tra questi 5.000 euro togliamo queste manutenzioni, magari ci sono
delle cose da sistemare e mi sto chiedendo appunto quando verranno sistemate, ad esempio. L'ho fatto più di una volta questa richiesta e magari si ha delle novità rispetto a questo. Poi la cosa che fa un po', chiedo anche questo, rispetto al vestiario dipendenti, se potete dirmi questa riduzione di spesa di 25.000 euro a cosa era attribuita, che poi vestiario dipendenti, sì, sto chiedendo anche se ce lo spiega, perché sono cose un po' così. E poi invece per quanto riguarda la parte capitale, allora mi soffermo soprattutto sull'aumento delle spese per quanto riguarda il miglioramento sismico scuola materna San Fermo di San Giacomo. Allora, io sto chiedendo, cioè sono 2 anni e mezzo, 3 anni, quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, che questo intervento doveva essere in qualche modo iniziato e concluso, perché è un intervento da 200.000 euro. Adesso abbiamo un aumento di spesa successivo di 40.000 euro. Allora, faccio solo una considerazione: se le cose fossero state fatte per tempo e con le dovuti, rispettando i tempi, prima dei 2 anni, cioè sicuramente ora non saremo costretti a spendere ulteriori 40.000 euro, al di là di come vanno le condizioni, okay, nell'evoluzione economica generale a livello internazionale. Però, voglio dire, qui aumentiamo la spesa di 40.000 euro perché in 2 anni e mezzo non siamo riusciti a iniziare e a concludere un lavoro, dico, di 200.000 euro. Non sto parlando di milioni di euro, 200.000 euro. Cioè che forse qualcuno, vabbè, ecco. Quindi qua, Assessore, se vuole darmi la risposta rispetto a questo, tanto ormai la sappiamo, e a questo punto, rispetto all'ultima mia interrogazione, le chiedo se ci sono le novità. Quindi adesso magari aumentiamo di 40.000 euro, spero che a breve si andrà a gara per l'affidamento dei lavori. Altra cosa che volevo dire, la manutenzione straordinaria immobili, anch'io vorrei sapere a cosa corrispondono questi 30.000 euro. E l'ultima curiosità, se per così si può dire, è quella relativa al contributo per danni VAIA di 102.000 euro in entrata nel 2023 e poi in uscita, vero? Come però rimborso a Enel, se ce la può spiegare. Grazie. Grazie, consigliere Bagliana. Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie, sono solo una curiosità. Vedo nel 2023 maggiori entrate, canoni di locazione immobili per 26.100, che presumo poi corrispondano alle maggiori spese di servizio assistenza fiscale e vestiario personale dipendente, visto che coincidono, presumo almeno. Così come nel 24 ancora canoni di locazione, quindi fra 2 anni, maggiori entrate per euro 10.000. Vorrei capire a quali locazioni si riferiscono nell'un caso e anche nell'altro. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Altre prenotazioni o lasciamo la parola? Consigliere Dus, prego. Sì, io avevo una domanda, volevo capire se il contributo delle associazioni Cavalieri Vittorio Veneto è inteso come quota associativa o come contributo? Grazie. Non ci sono prenotazioni. Se il vice sindaco vuole rispondere alle domande. Sì, intanto direi che la dottoressa Costalunga risponda al discorso che faceva il consigliere De Antoni. Partiamo da qui. Buonasera.
Allora, cercherò un attimo di riassumere brevemente i termini della questione, partendo dalla sentenza che è stata pronunciata dal Tribunale di Venezia, siamo quindi al Tribunale delle Imprese, in data 13 aprile 2022. A seguito dell'azione civile che è stata promossa dal Comune di Vittorio Veneto nei confronti di Banca Intesa. Siamo di fronte ad una sentenza non definitiva che ha dichiarato la nullità di entrambi i contratti di finanza derivata che ha in essere il Comune, contratti appunto l'uno nel 2005 e l'altro nel 2006. Allora, trattasi appunto di una sentenza che non è una sentenza definitiva perché pur accertando la nullità di entrambi i contratti, il giudice ha rimesso praticamente la causa in istruttoria perché aveva bisogno che venissero quantificati il dare e avere, sostanzialmente quanto doveva dare il Comune e quanto doveva invece dare Banca Intesa. Quindi rimette la causa in istruttoria e nomina il CTU, quindi consulente tecnico d'ufficio, fissando praticamente, dunque la sentenza non definitiva è di aprile e quindi fissa l'udienza di maggio per l'inizio delle operazioni peritali. Ogni parte, quindi il Comune da una parte, Banca Intesa dall'altra, nominano i propri CTP, i consulenti tecnici di parte, e in data 23 agosto viene depositata la perizia da parte praticamente della CTU. A questo punto dove viene quantificato praticamente il dare e avere. A questo punto il giudice fissa l'udienza del 30 di novembre per la precisazione delle conclusioni e dà un termine per il deposito poi della comparsa di conclusionale e di replica, per cui la sentenza definitiva, quella che pronuncerà quindi il quantum, il dare avere, è prevista indicativamente sulla base di quello che ci dicono i nostri legali per marzo 2023. Nel frattempo Banca Intesa appella la sentenza non definitiva. Aveva termine, cioè il termine per appellare questa sentenza non definitiva era praticamente il 15 di novembre e appella praticamente l'ultimo giorno utile per presentare questo appello. Ecco, niente, non si è dimenticata e quindi presenta, appello alla Corte d'Appello, ovviamente, di Venezia. A questo punto, quindi, al Comune di Vittorio Veneto non rimane che costituirsi di fronte, cioè ricostituirsi anche in questa, nei confronti, cioè di costituirsi in questa appello, dove l'udienza indicata in questo appello è di febbraio, che se viene confermata, quindi l'udienza, la prima udienza, se viene confermata, noi ci dobbiamo costituire entro il 27 gennaio 2023. Quindi per poter dare praticamente ai legali l'incarico abbiamo dovuto prevedere la somma in quest'ultima variazione di bilancio. Ecco, l'importo è stato quantificato sulla base ovviamente del valore della causa e per il momento siamo in questa fase di assegnare l'incarico per questa costituzione in giudizio per questa fase. Dopodiché, una volta che interverrà la sentenza definitiva, è molto probabile che Banca Intesa impugnerà anche la sentenza definitiva e quindi anche lì dovremo nuovamente costituirci di fronte alla sentenza definitiva, nei confronti della sentenza, dovremo costituirsi in appello per la sentenza definitiva. Bene, se avete altre domande, altrimenti questa è la situazione. Grazie dottoressa. Sì, Sì, che la curiosità
di un consigliere che ha a cuore, diciamo, le sorti del comune, sarebbe quella di conoscere l'entità di quella valutazione che ha fatto il CTU. Perché allora, lei ha detto che... Allora, l'entità è Si può dire, che il no? Comune dovrebbe avere 291.458, 291.000 euro 458, che è praticamente quanto il Comune ha corrisposto a Banca Intesa dalla data della stipula con 2 contratti, quindi 2005-2006, fino al 31/12/2021. Sì, speravo meglio. Speravo Speravo meglio. Sì. Chiedo... Per completare, prego Sindaco. No, per completare la risposta al consigliere De Antoni che chiedeva del teatro. Sì, così lo accontentiamo. Come lei sa, Fondazione rimane ferma nella sua offerta di quella volta, e mentre noi siamo impegnati un po' alla volta di fare quello che il Consiglio ci ha chiesto, cioè una valutazione di congruità e anche dell'intero ammontare. Cerchiamo di arrivare a un qualcosa del più certo possibile, ecco, siamo impegnati su questo fronte. Per fare questo ci vogliono dei tempi, perché non è una cosa che si compra in bottega, e quindi abbiamo chiesto una proroga che ci è stata concessa perché hanno capito, sanno quali sono. Grazie Sindaco. Consigliere Denardi, prego. Sì, volevo solo chiedere all'Avvocato Costalonga, c'è stata una valutazione sulla fondatezza dell'appello da parte dei nostri legali? Nel senso, lo studio legale che assiste il Comune ha fatto una valutazione sulla fondatezza dell'appello proposto da Banca Intesa? Allora, lo stiamo ancora leggendo perché è praticamente un appello di quasi 100 pagine, e quindi sono praticamente le stesse eccezioni che ha sollevato in primo grado, cioè quando si è costituita praticamente Banca Intesa. Ovviamente ha riproposto, da una scorsa che sono riuscita a dare, praticamente ha riproposto le stesse, diciamo, eccezioni che aveva, cioè la stessa difesa che ha praticamente proposto, cioè le stesse eccezioni che aveva proposto in primo grado, e contestando la sentenza del giudice, appunto, del Tribunale di Venezia, anche perché loro avevano proposto un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, e il giudice del Tribunale di Venezia non ha praticamente ritenuto di accogliere questa eccezione pregiudiziale. Dopodiché, essendo una cosa, diciamo, molto tecnica, anche, diciamo, per noi non è proprio così semplice riuscire ad entrare, perché è un mondo, diciamo, della finanza, e quindi non è, diciamo, molto semplice riuscire a capire, diciamo, e quindi abbiamo il supporto dei legali che a sua volta si avvalgono anche di esperti proprio in finanza pubblica. Non ho capito forse. Sì, io la ringrazio, Avvocato Costalonga, anche di aver dettagliato i contenuti dell'appello che non avevo chiesto. Io avevo chiesto se lo studio Zamagni ha fatto una valutazione e ve l'ha trasmessa, perché se vi hanno fatto anche gli hanno dato un'indicazione dell'ipotetico costo dell'incarico, avranno, presumo, già letto l'appello. Almeno professionalmente di solito non si imbarca a fare un preventivo se non sa qual è la materia sulla quale poi dovrà lavorare. Se appunto lo studio Zamagni ha fatto e consegnato all'amministrazione una valutazione sulla fondatezza delle ragioni opposte a Banca Intesa e che sorreggono l'atto di appello. Io la ringrazio della sua precisione e del fatto che si è anche andata a leggere l'atto d'appello pur non essendo incaricata del fascicolo. La mia domanda riguardava l'attività posta in essere dallo studio Zamagni. Grazie consigliere. No, non è fatta. Probabilmente va fatta quando c'è la Costituzione, sì.
con la Costituzione in giudizio dovrebbero esprimersi sulla fondatezza. Per adesso non c'è. Non verrà mandato. No, non c'è. Ok. Sì. Allora lasciamo la parola alla dottoressa per le altre risposte sul bilancio. Prego. Sì, buonasera a tutti. Per quanto riguarda le spese del personale, i risparmi sono derivanti dal centro di costo dell'ufficio tecnico per 23.800, per il centro di costo urbanistica assetto del territorio di 2.800 e per il centro di costo della viabilità per 28.200 e oneri riflessi. E questa è la prima risposta. Per quanto riguarda invece le spese impostate, questo è per il consigliere Tonon, impostate nell'anno 2023, è possibile impegnare le spese, anzi, secondo principio le spese si impegnano per esigibilità. Quindi se un progetto può partire anche adesso, il progetto nella sua forma di previsione, ma può essere imputato deve essere imputato per esigibilità e quindi deve essere imputato nell'anno 2023, perché il progetto, per quanto riguarda ad esempio il concorso del violino, 70.000... Ah, ecco. Bene, ecco. Questa è la risposta. No, un attimo, il microfono. E poi tra l'altro non saremo, posso già anticipare che non approveremo il bilancio entro dicembre e quindi andremo per qualche tempo in gestione provvisoria e quindi probabilmente proprio per affrettarsi per gli impegni di spesa l'ufficio ha ritenuto già di richiedermi gli stanziamenti opportuni. E faccio presente che comunque il bilancio non è mai per l'anno 2003, ma non è mai annuale, ma il bilancio è sempre triennale, 2022, 23, 24. Quindi io potrei fare attualmente impegni per l'anno 2023 e per l'anno 2024. Dando incarico adesso? Dando incarico adesso. Sì. Bene. Grazie, dottoressa. Allora, rapidamente, altre risposte, 30.000 euro manutenzione straordinaria immobili, sollevo l'assessore Fasan, che non è competenza dell'assessore Fasan perché è patrimonio, ok? Sono per fare i bagni negli uffici che abbiamo all'interno del Palazzo delle Poste. Ok? E 7.000 gestione centro antiviolenza, dovevano essere degli alloggi, no? E risponde l'assessore Caldart. E cos'altro c'era? Sì, servizio convenzionato servizi sociali 14.002, ci siamo accorti, mea culpa, che era rimasto dentro la convenzione col comune di Tarzo e quindi l'abbiamo tolta adesso, ok? Sì. Ah vai, è un contributo che lo Stato ci gira, noi dobbiamo girarlo a Enel per i danni subiti alle centrali dalla tempesta Vaia. Sì. Qua 9, non so di preciso quale. Okay. Sì. Lascio un attimo l'assessore. Lasciamo la parola all'assessore Caldart che ha una precisazione da fare. Prego. Allora, d'accordo con il comitato dei sindaci, quindi per l'intero distretto, avevamo previsto quei 7.000 euro per una convenzione che doveva essere con Caritas per avere un posto vuoto per pieno, sempre disponibile per le emergenze. Poi è successo che è intervenuto arriverà adesso, è intervenuta una signora che ha messo a disposizione del denaro di pari importo a ricordo di un evento traumatico che ha avuto, per cui li abbiamo tolti e adesso sta per fare il versamento e quindi andrà in porto dal 1° gennaio, ma senza il nostro contributo.
Grazie Assessore. C'era altro? A me risulta un contributo, sarò più preciso nei prossimi giorni, però a noi risulta contributo qua su... Sì. E vestiario era prevista una cifra per lavare il vestiario dei 13 operai comunali, però è posticipata al 2023. Ok, la spesa viene tolta quest'anno e posticipata al 2023. Poi cos'altro c'era? La domanda del consigliere Tonon di 26.000 euro. Ah sì, sul museo, consigliere, sono delle entrate dei contributi regionali per 18.772 che è come maggiore entrata, che poi viene messa sui contributi, che viene messa girata in spesa. Il consigliere Tonon aveva chiesto i 26.000 euro, cosa che dei maggiori canoni di locazione. Sono maggiori canoni perché il trend è che abbiamo maggiori canoni e quindi li abbiamo inseriti poi anche nel 2023 e nel 2024. Sì. Sì, ma è un... No, ma è un assestamento perché mi servivano quelli, adesso col bilancio 2023, 24, 25 verranno assestati sostanzialmente. Bene, ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi. Passiamo alla dichiarazione di voto. No? Prego, consigliere Dus. Sì, io volevo sapere, allora, premesso che naturalmente è meritoria l'associazione Cavalieri Vittorio Veneto per ciò che svolge e fa. Chiedo, c'è un tema di opportunità, c'è un tema di legalità, cioè membri del Consiglio Comunale o della Giunta che siano, e che votano o sostengono comunque un contributo ad un'associazione a cui aderiscono, sì, si può fare giustamente, no? Cosa che però non si poteva fare nella scorsa consigliatura, quando venne chiesto all'ex presidente del Consiglio di dimettersi perché apparteneva a un'associazione all'interno della consulta delle associazioni e l'allora giunta voleva realizzare il palafender che poi è stato realizzato. E vennero chieste da alcuni membri dell'attuale giunta le dimissioni. Ora noi stiamo dando un contributo, giustamente, all'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto e all'interno dell'Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto siedono persone della giunta. O sbaglio, Assessore? No, l'assessore è a fianco a lei. Allora, è meritevole il fatto che la Giunta, e io lo sostengo, faccia questo passaggio, benissimo. Anche il sindaco è membro dell'associazione anzi, in quanto sindaco. E infatti, ce ne mancherebbe anche altro. Però, ripeto, la scorsa volta, anche lei non ricordo se firmò, lei non firmò, vennero chieste le dimissioni. Le dimissioni. Le dimissioni, no, ve lo ricordo perché poi tutto passa in cavalleria, ma vennero chieste le dimissioni. Ok? Grazie, consigliere Dus. Abbiamo altri interventi, altrimenti passiamo in dichiarazione di voto. Scusi, prego Assessore.
Allora, io e il sindaco facciamo parte dell'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto perché il Comune ha contribuito a far rinascere questa associazione benemerita. E vorrà dire che nel momento in cui verrà dato il contributo non usciremo. Grazie Assessore. Basta, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, dichiarazione di voto. Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Alla delibera in oggetto discussa. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 6. Allora, delibera approvata con favorevoli 10, contrari 0, astenuti 6. Passiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 10. Contrari? 0. Astenuti? 6. Sulle mani? 6. Grazie. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, numero 4. Variante urbanistica 65-2022 di adeguamento alla legge regionale 14-2017 sul contenimento di consumo di suolo. Approvazione. Chiedo la cortesia all'ingegner Curti di illustrare la delibera. Ecco questa, attenzione. E il sindaco ci dà una infarinatura della delibera finché arriva l'ingegnere, prego. Niente, siamo questa sera ad approvare quello che adottammo. Grazie ingegnere della sua presenza e quindi è intercorso il tempo che è stato necessario per raccogliere le osservazioni, ce ne sono 2 e le passeremo adesso in disamina magari con il nostro responsabile. Sì, Sindaco, una nota di tipo tecnico. Qua abbiamo le 2 osservazioni, quindi si passa in disamina all'osservazione numero 1 e poi la si vota, quindi si accoglie la controdeduzione o meno, lo stesso per l'osservazione numero 2. Dopodiché si vota tutta la delibera. Ok? Si illustrano prima, poi la votazione. Va bene. Prego. Dobbiamo spostare. Buonasera a tutti, scusate l'attesa. Allora, questa sera siamo chiamati all'approvazione della variante al piano regolatore che abbiamo adottato, se ricordo bene, lo scorso
30 settembre, quindi esattamente 2 mesi fa. Questa variante ha una procedura cosiddetta semplificata, ossia dopo l'adozione è stata pubblicata per 10 giorni, nei 20 giorni successivi che sono scaduti ai primi di novembre è stato possibile presentare le osservazioni, dopodiché la variante poteva essere portata in approvazione. Allora, penso che ricordiate tutti qual era l'oggetto della variante, volete che lo si riveda o passiamo subito ad esaminare le osservazioni? Passiamo ad esaminare le osservazioni. Sono pervenute 2 osservazioni. Scusatemi. Vediamo se si apre. Sono pervenute 2 osservazioni presentate entrambe dalla ditta, dalla società Luma SRL. Si aprono? Oh. Si accenderà, spero. No. No, mi dispiace perché forse era interessante riuscire a vederle. Sì, anche secondo me. Eccole. Oh. E adesso? Allora. Riduciamo un po', se no non si vede nulla. La prima osservazione, allora qua siamo lungo il Meschio, via Galvani, giusto Sindaco, perché ogni tanto purtroppo sbaglio il nome delle strade, scusatemi. La ditta Luma SRL, la ditta che sta facendo l'intervento di recupero di tutto il complesso della villa e dell'ex cartiera. Proprietaria non solo di questo complesso, ma anche dell'area al di là del Meschio e di tutta quest'area. Nella prima osservazione chiede di rettificare il perimetro del consolidato secondo questa linea tratteggiata che vedete qui in rosso. Ho messo sotto un estratto di piano regolatore in modo che si veda come tutta l'area dove loro stanno intervenendo, adesso c'è un permesso di costruire che era stato rilasciato ancora nel 2014, poi in virtù di tutta una serie di proroghe siamo arrivati ai giorni nostri. Oggi questo permesso ha avuto un inizio dei lavori, quindi hanno iniziato a cantierare e a pulire, a sistemare per fare poi tutto il cantiere, iniziare i lavori, insomma. L'area su cui loro chiedono di intervenire è un'area che il nostro piano regolatore zonizza come zona destinata a verde di rispetto o tutelato. Questo è importante perché non è zona agricola. Nella seconda osservazione, poi, la stessa ditta chiede di perimetrare tutta questa parte, di inserire tutta questa parte all'interno del consolidato. Se andiamo a vedere l'estratto di piano regolatore, si tratta di tutta la parte in proprietà che ricade in zona di rispetto tutelato. Per entrambe le osservazioni, poi dopo la votazione sarà separata, però il ragionamento tecnico che c'è stato alla base dalla proposta di controdeduzione dell'ufficio è lo stesso per entrambe le osservazioni, si propone un parere favorevole, in quanto si va a... Dunque, la legge regionale 14 consente in fase di adeguamento alla norma stessa di rettificare la perimetrazione del consolidato così come era stata inizialmente approvata dalla Giunta. La proposta di approvare questa richiesta nasce dal fatto che, come dicevo, non si va a interessare zona agricola, si va a interessare una zona che è una zona di verde di rispetto o tutelato, questa è la definizione del nostro piano, una zona che comunque è inedificabile e rimane inedificabile, in quanto la modifica del perimetro del consolidato non incide sulla potenzialità edificatoria dell'area. Quindi quest'area verrebbe ad essere all'interno del consolidato,
diventerebbe un'area di pertinenza di tutto l'intervento, sulla quale al massimo fanno i parcheggi a raso, e anche fatti bene, perché non è che si possa impermeabilizzare liberamente sulle aree di rispetto tutelato. Questa è la sintesi delle due osservazioni presentate, quindi tecnicamente come ufficio, nell'averle esaminate, abbiamo formulato una proposta di accoglimento, poi chiaramente sta al Consiglio fare le valutazioni. Queste sono le motivazioni per cui noi abbiamo proposto l'accoglimento. La planimetria legata all'osservazione 2, cioè in pratica è dove c'è la pista, tutta quella cosa che gira attorno lì è la pista ciclabile, no? Sì. Mi ricordo che quando abbiamo fatto la transazione con Brescacin Franzato, che cosa fosse, non mi ricordo come si chiamava quello, avevamo fatto una cosa che ancora inorridisco a pensare quanti soldi abbiamo dato, 330.000 euro è stata data a quei due signori che avevano fatto ricorso e che poi probabilmente hanno subito venduto il terreno a questa nuova ditta. Ma a parte quello, mi sembra di ricordare che la signora Brescacin si fosse impegnata a cedere al comune una superficie di 3 metri lineari per circa 100, che sono quella che affiancheggiano la cosiddetta casa delle occhette, insomma, che praticamente dalla curva, se mi indica, da lì fino giù là, ecco, lì c'erano 300 metri quadri che sono stati ceduti. No, non vedo, volevo capire prima di tutto, prego? Dove c'è l'erba? Ecco, sì, dove c'è l'erbal. Ma quindi il passaggio... Meglio identificata dall'erbal. Si potrebbe... No, volevo capire se la transazione poi è stata eseguita, quindi se c'è stato fatto il passaggio di proprietà e se la delimitazione che la ditta Luma propone è all'esterno di quei 3 metri, no? Lì non si capisce, perché anche nella osservazione fatta dalla ditta si dice che è la zona delimitata dalla pista ciclabile in sostanza, mentre dovrebbe essere delimitata la zona senza i 3 metri. Mi sbaglio? Quindi quella cartografia lì non è corretta, perché lì dovrebbe esserci la previsione di una pista ciclabile di 3 metri, larga 3 metri. Ha ragione. Perché io ho usato, per far presto qua, il piano che è pubblicato e che non riporta in questa scala la pista ciclabile. Dunque il terreno è stato ceduto al comune, è di proprietà del comune e quindi è assolutamente nostro. Comunque nella perimetrazione possiamo assolutamente includere anche la pista ciclabile del comune, ma... No, beh... All'osservazione, la perimetrazione allegata non prevede la pista ciclabile in costruzione e quindi secondo me non capisco come cioè non possiamo correggere noi d'ufficio, ingegnere, perché se andiamo a correggere, abbiamo già da correggere tante cose che sbagliamo noi, se andiamo a correggere anche quello che fanno gli altri, sì. Cioè io credo che questo tipo di osservazione non si debba prendere neanche in considerazione. Questo non è il mio intervento, Presidente, era solo per chiarire quanto ha illustrato l'ingegnere. No, intervento. Allora lascio. Nel merito proprio di quello che ha citato De Antoni, io volevo chiedere, io ho memoria che la proprietà doveva fare il tratto di pista come il comune doveva farlo. Il comune, loro cedevano solo il terreno,
Però è passato più di un anno e ancora non è stato fatto nulla. Quindi anche questo è una questione. Quindi la strada, invece il pezzo di strada è già stata ceduta. No, il pezzo di strada è diventato stradale e quindi, però il comune non ha fatto ancora la pista ciclabile. Allora, il terreno è stato ceduto, la ditta Brescaccina e Franzato non aveva alcun obbligo di realizzare la pista ciclabile, è poi un intervento che farà il comune. E per quanto riguarda l'osservazione riguarda esclusivamente il terreno di proprietà dei richiedenti, non riguarda il nostro terreno. Quindi... Ma dove c'è scritto? Domanda. Sì, va- Domanda tecnica, prego. Sì, quindi c'è stato l'atto, il terreno è stato ceduto tramite l'atto, però ritorno sull'osservazione del consigliere De Antoni. Oltre alla questione grafica c'è anche la questione testuale, lo descrivono dalla pista ciclabile, però mancano quei 3 metri là che sono nostri. Cioè, oltre alla questione grafica, che lì evidentemente non hanno riportato, si sono dimenticati di riportare che dentro, dopo la pista ciclabile, per i 3 metri in dentro è terreno del comune, nonostante loro invece comprendano anche il nostro di terreno, giusto? E come no, ma lì, entro la pista ciclabile c'è scritto. Consigliere Tonon, Sì, scusi, microfono, assessore, che così... entro non vuol dire escludendo, entro vuol dire dentro. Allora, no, siccome l'assessore ha detto probabilmente la escludo, no? Capisco che per fortuna il dirigente non la pensa come lei, perché entro vuol dire dentro, all'interno, no fuori. Appunto, allora, se la pista è in sostanza il tratteggio rosso, giusto? E la risposta... Come no? Sì, sì, ok. Vabbè, fatta bene. Allora già portare le carte fatte male sarebbe meglio dire no, la ripresentate fatte bene, punto. Se è colpa di chi l'ha presentata. Scusate, basta un attimo dire qual è la pista ciclabile, far vedere con la penna. O no? Il tratteggiato è l'area che loro hanno individuato di proprietà all'interno, o meglio, confinata dalla pista ciclabile. Esatto. Quindi dentro significa confinata. Sì, su questo all'interno. Per cui la pista ciclabile gira attorno, Perfetto. qua sotto è una pista ciclabile di progetto perché non l'abbiamo ancora costruita, è nostra, è chiaro che non possono presentare un'osservazione. No, c'è già la pista ciclabile lì, signora? Ma deve essere... No, la pista ciclabile, come no? È pista... No, è pista ciclabile quella, non è strada. Come no? È una strada adibita. No. Vabbè, ma anche in pista ciclabile passano i mezzi agricoli, caro. Dai, non sta a dire una roba per un'altra. Quella è pista ciclabile, tant'è vero che continua poi lungo il corso del Meschio. Punto. Quella è pista ciclabile. Se no, chiedo scusa, se no è sbagliata la risposta all'osservazione? Ricordo bene. Microfono, consigliere. La proprietà di Brescaccina aveva l'accesso con i mezzi agricoli in quell'area. Sì, sono d'accordo. Perché sta al di là. Sono d'accordo. Sono d'accordo con lei, collega, sono pienamente d'accordo. Il problema è che la risposta all'osservazione dice che tutta l'area, se non ricordo male, l'area all'interno della pista ciclabile si può considerare ambito urbano consolidato. All'interno della pista ciclabile c'è l'area del comune anche, all'interno, dentro, non fuori, assessore, dove viene fatta la variante. Anche no?
Cioè decideremo noi sul nostro noi, dico, il Consiglio Comunale, cosa fare della propria area, o aspettiamo che sia il privato a dirci cosa dobbiamo fare? E quindi delle due l'una, o non è corretto il disegno che hanno fatto e la descrizione e deve essere riproposta evidentemente, oppure non è corretta la risposta che è stata data tecnicamente. Terzium non datur direi in questo caso. Consigliere Dre, prego. La pista ciclabile è stata oggetto di una sentenza del Tribunale, proprio quel tratto di pista. Tant'è vero che si voleva cambiare e il giudice ha dato che così com'era stata fatta, così rimaneva. Quindi c'è un atto giuridico che certifica quella pista ciclabile, al di là del Consiglio Comunale. Basta. Dopo il metro, i 2 metri, i 3 metri, è un atto giuridico. Scusate. Ma è l'assessore Antiga che dice che non è pista ciclabile quel pezzo. Come no? Allora, lei ha detto che non è pista ciclabile perché consigliere Tonon. Consigliere Tonon, dentro il microfono, se no non si sente. Consigliere De Antoni, prego. Scusate, intervento, vero? No, sempre su questo tema. Allora, scusi, leggo, ha ragione lei, consigliere Re, però sul parere dell'ufficio c'è scritto, parla dell'osservazione 2, no? E dice, la delimitazione di tale area di pertinenza del costruito è determinata sul PRG dal segno dell'infrastruttura pista ciclopedonale che determina il confine dell'urbano rispetto al periurbano. Tale infrastruttura è stata realizzata e la sua presenza tale è stata realizzata, quindi è quella che c'è, non quella che ci sarà, e costituisce oggi un reale limite tra l'area agricola a est e il margine dell'edificio a ovest. Quindi io ho sollevato questo problema perché è sbagliata quella planimetria, cioè quella planimetria è sbagliata perché scusi che finisco, no, ma dici. Ma sì, no. È ben definita. E là minimo 40 a quanti qua? Ma non ho capito. 40 anni? Boh. Non ho capito, mi scusi. Allora, che non si vedano. sì. Scusate un attimo, consiglieri, un attimo che c'è l'ingegner Curti che vuole completare. Prego, silenzio in aula. Prego ingegnere, silenzio in aula. Volevo fare un paio di precisazioni. Allora, questa che voi vedete è la planimetria presentata dai privati che hanno presentato l'osservazione. Quella che è sotto è una planimetria che ho fatto io per proiettare questa sera, il cui unico scopo era dimostrare che l'area all'interno della linea rossa, qualsiasi cosa essa rappresenti in questo momento, è verde privato. Non è una planimetria di proposta o ufficiale, è soltanto per capire di che zona stiamo parlando. Detto questo, quando noi parliamo di pista ciclabile, sul PRG i 3 metri famosi sono individuati come pista ciclopedonale con una grafia apposita. Quindi, da un lato la pista ciclabile edificata, dall'altro abbiamo questa grafia, quello che c'è dentro è la proprietà dei signori che hanno presentato l'osservazione. Ovviamente l'osservazione la presentano sulla loro area, non hanno titolo per presentarla sulle proprietà altrui. Detto questo, quello che si va a fare, a proporre nell'accoglimento dell'osservazione, non è una variante del PRG, nel senso che il verde privato vincolato resta verde privato vincolato e tutelato, la pista ciclabile resta pista ciclabile.
Quindi vorrei che fosse chiaro che non è che noi andiamo a cambiare la nostra destinazione di quei famosi 3 metri su cui dovremmo realizzare la pista ciclabile per il fatto che l'abbiamo spostata dalla strada. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Diciamo solo che è a UC. Ma se non serve farla, perché se non serve niente. Loro ci chiedono di inserirla nel consolidato. Il fatto di essere all'interno del consolidato consente loro di realizzare i parcheggi di pertinenza del loro edificato. Punto, non possono fare altro lì, che è quello che ho detto all'inizio, perché questa rimane comunque una zona non edificabile. Vabbè, prego, domani. Leggere si può leggere la risposta dell'amministrazione comunale alla seconda osservazione, punto. Grazie. Beh, intanto non è, ecco, è una risposta tecnica e non è dell'amministrazione, è diverso. Sì. Comunque, l'osservazione è pervenuta entro il termine. L'area oggetto di richiesta ricade in ZTO verde di rispetto o tutelato, definito come ambito di pertinenza dell'edificato limitrofo, con vincolo di tipo idraulico paesaggistico e nella parte orientale anche con la presenza di un vincolo determinato da un pozzo. Una porzione dell'ambito è interessata, come si evince dalla controduzione all'osservazione numero 1, da un titolo abilitativo efficace, mentre la rimanente porzione, seppur non interessata dal titolo abilitativo, ricade in ambito che la pianificazione generale ha riconosciuto come ambito pertinenziale dell'edificato. All'area di cui la richiesta è stata assegnata una destinazione che, per quanto non edificabile, rientra nell'ambito di completamento degli edifici rurali e della villa costruiti in passato ai margini del territorio agricolo. Scusatemi, ma comunque connessi all'abitato consolidato. La delimitazione di tale area di pertinenza del costruito è determinata sul PRG dal segno dell'infrastruttura pista ciclopedonale che determina il confine dell'urbano rispetto al periurbano. Tale infrastruttura è stata realizzata e la sua presenza costituisce oggi un reale limite tra l'area agricola a est e il margine dell'edificato a ovest. Dal punto di vista urbanistico, pertanto, l'inserimento dell'area di quella richiesta all'interno del confine dell'ambito di urbanizzazione consolidata è pertinente e accoglibile, fermo restando la destinazione di PRG e i vincoli presenti che ne definiscono le modalità di trasformazione. Quindi compresa la nostra pista ciclabile futura? Sì, perché sì, nella risposta sì. Sempre microfono. Tac. Nella risposta ha appena letto che la delimitazione dell'area dell'ambito urbano consolidato è delimitato, adesso le parole esatte non me le ricordo, comunque dalla pista ciclopedonale esistente. Come no? No, già realizzata una roba del genere, provi a leggere per cortesia. No, mi scusi, prima ho detto che No, è quello che delimitato dal segno scritto sul PRG, poi è scritto la pista è già esistente, sono due frasi diverse. Sì, si può leggere dove c'è la pista ciclopedonale. Allora, la delimitazione di tale area di pertinenza del costruito è determinata sul PRG dal segno dell'infrastruttura pista ciclopedonale che determina il confine dell'urbano rispetto al periurbano, punto. Tale infrastruttura è stata realizzata. Quindi c'è? Sì, ma la frase prima, quando parliamo di delimitazione, parliamo dei segni che sono sul PRG, punto. Tale infrastruttura è stata realizzata. Sì, ma quindi si parla di non importa il segno che c'è. Non importa. Mi scusi, la parte che non è stata realizzata e che è segnata sul PRG esiste. No, ma lei dice che nella seconda frase tale struttura è stata realizzata. Sì, quindi ma è tutto una quello seconda frase e questo è il limite tra la zona agricola Scusi, a ma est e l'edificato guardi a che io ovest. l'italiano un po' lo so, Anch'io. quindi non continui a dirmi ma è un'altra cosa. Io le ho chiesto, anch'io lo so. l'ultima frase che ha letto dice esattamente che c'è la pista ciclopedonale realizzata. O no? Tale infrastruttura è stata realizzata e la sua presenza costituisce oggi un limite tra l'area agricola a est e il margine dell'edificato a ovest.
E a quindi- sud e a nord non dice nulla. Ma infatti Noi stiamo parlando del sud. non ho capito, scusi? Costituisce un limite tra qua e qua. Non parla. In ogni caso, la parte dove vediamo il confine è la frase prima, secondo me. Evidentemente no. No, guarda, no, allora, non è che, allora, la controdeduzione è tutta intera, non è un pezzetto, l'ultimo non lo consideriamo. È tutta, Vabbè. Scusi, allora, la leggo io, visto che me l'hanno insegnato in italiano. La delimitazione di tale area, quando si parla del connesso all'abitato, di pertinenza del costruito, è determinata sul PRG dal segno dell'infrastruttura pista ciclopedonale. Silenzio. Quindi quella che c'è nella pianta, tanto per capirci, che determina il confine urbano dell'urbano rispetto al periurbano. Punto. Non va a capo, continua, non va a capo, quindi non cambia argomento. Tale infrastruttura è stata realizzata, quindi c'è già, no, quella che dovremo fare. No. Tale infrastruttura ciclopedonale è stata realizzata, c'è scritto, È stata realizzata e la sua presenza vuol dire che c'è adesso? No, ci sarà. La sua presenza costituisce oggi, no dopodomani, Assessore, un reale limite tra l'area agricola a est e il margine dell'edificato a ovest. Cosa significa questo? Perdona. Allora, finiamo il ragionamento e dopo lasciamo la parola a... Consigliere, finisca il ragionamento, che così poi... Allora, era... un attimo, Assessore. Il problema, secondo me, in questa specifica osservazione è che noi stiamo delimitando da un punto di vista urbanistico come ambito urbano consolidato tutta l'area, da quel che c'è scritto qua, che sta all'interno della pista oggi esistente. Oggi esistente. Come no? Sì, ma allora, ripeto, la delimitazione... è la prima volta che veramente leggo quello che voi avete scritto e temo che sia poco comprensibile a questo punto, se è come dice lei, perché la delimitazione, c'è scritto qua, è determinata dal segno dell'infrastruttura pista ciclopedonale e sotto tale infrastruttura, quindi parla di questa, no di qualcos'altro, ingegnere, parla di questa. Tale infrastruttura è stata realizzata e questa costituisce adesso l'ambito. E quindi stiamo includendo anche la parte del comune, cioè è inequivocabile. Consigliere, cosa... Allora facciamo così. Consigliere... Va bene. Possiamo un attimo riscriverla, consigliere? Riscriviamola in modo un po' più... Che non deve... C'è una pista ciclabile che non esiste ancora. Sì, una pista ciclabile. Sì, se non esiste. E quindi Consigliere Denardi diceva... No, adesso... No, volevo capire una cosa. Un secondo. Sì. Un secondo. Allora, ultimo intervento, un attimo e poi sospendiamo 5 minuti. Sono rapidissima, volevo solo capire... Silenzio per favore, silenzio, perché... Volevo solo capire un'affermazione prima dell'ingegner Curti che mi ha lasciato un attimo perplessa. Un attimo che sente anche l'ingegnere, perché penso che sia necessario. Perché al consigliere Tonon che ha detto se poteva essere letta l'osservazione la controdeduzione dell'amministrazione,
L'ingegner Curti ha risposto no, non è dell'amministrazione. Sì, allora l'amministrazione è quella la differenza. L'amministrazione ha una parte politica e una parte tecnica che convivono nella stessa struttura e fanno tutte parte dell'amministrazione. Non è che la parte tecnica viva da un'altra parte. Non è che la parte tecnica dell'amministrazione non è amministrazione. Allora, giustamente il consigliere Tonon ha detto la controdeduzione dell'amministrazione. Lei è chiaro che è dell'amministrazione, è della parte tecnica dell'amministrazione, non della parte politica dell'amministrazione, ma è dell'amministrazione. Vabbè, Sì, ingegnere, lei prima ha detto no, non è dell'amministrazione. Vabbè, ma adesso non stiamo qua. Stiamo parlando di questioni no, tecniche. Abbiamo capito. Allora, io prendo il suggerimento dal consigliere D'Arè, ci fermiamo per 5 minuti in modo da mettere a punto anche eventuali, anche 10, facciamo un'eccezione. 10 minuti massimo, così mettiamo a posto anche la forma in italiano, la forma del periodo. Ci vediamo tra 10 minuti esatti.
Allora, i capigruppo, dentro un attimo per vedere sta correzione di sta frase. I capigruppo dentro in saletta. Consigliere Dus. Consigliere Dus. Consigliere De Bastiani. Dentro un secondo per vedere sta. Consiglieri, riprendiamo. Allora, in conferenza dei capigruppo, dopo opportuna discussione, è stato deciso di ritirare questo punto e di ripresentarlo in qualche modo variato, ma insomma con opportune correzioni, il prossimo Consiglio Comunale, che sarà fra una quindicina di giorni. Ok? Bene. Capogruppo Rosset voleva fare una dichiarazione, prego. Visto che dobbiamo rivedere tante cose, o dovranno rivedere tante cose,
a me piacerebbe avere una garanzia sul mantenimento attuale del tracciato della pista ciclopedonale, che un domani non venga fuori qualche novità, perché si possono sempre cambiare le carte, e spostare quella che è attualmente la pista ciclopedonale, che magari poi me la allontanano dal Meschio, perché è bella lungo l'argine del Meschio, e chiedo se è possibile mettere delle garanzie, dei punti fermi, delle pietre miliari sulla pista ciclopedonale. Grazie. Grazie del suggerimento, consigliere Rosset, sicuramente ne terremo conto, e qua ci sono delle prenotazioni e vabbè, lascio la parola al consigliere Pagotto, prego. Sì, volevo fare una domanda all'ingegnere prima che vada via. Ci ha detto l'ingegnere che quell'area è tutta di verde protetto. Ok. Verde tutelato, sì, scusate. La mia domanda è molto semplice. Noi abbiamo la certezza che quell'area possa rimanere quello, o passando attraverso il consolidato e magari un consiglio comunale possa essere modificata la sua destinazione? Allora, grazie. Se l'ingegnere può rispondere subito, ok, però siccome dobbiamo portarla al prossimo Consiglio Comunale e ci sarà di nuovo una commissione, ecco, le domande di tipo tecnico e i discernimenti tecnici li faremo durante le commissioni. Prego ingegnere se ha una risposta lampo, perché... Quando noi andremo ad approvare il PAT, questo PRG diventa il primo P, quindi rimane questa norma. È chiaro che io non sono in grado di dire che in un futuro il Consiglio Comunale non deciderà di cambiare quest'area, come non è possibile dire che il Consiglio Comunale non deciderà mai di spostare la pista ciclabile, ma non solo qua, da qualsiasi altra parte. Cioè, qualsiasi di queste attività passa per una variante che deve essere approvata dal Consiglio Comunale, sia lo spostamento, l'eventuale spostamento, che non è nell'anima in questo momento, della pista ciclabile, piuttosto che un'edificabilità su questa terra. Quindi in questo momento io non ho uno strumento per dirvi sicuramente non succederà mai. Quello che potrebbe essere è di dare un indirizzo forte nel PAT dove dire, la butto lì perché poi chiaramente va approfondita, tutto quello che è sinistra del Meschio deve rimanere inedificato, quello che è inedificato deve rimanere tale perché vogliamo tutelare. Questo è un indirizzo che viene dato nel PAT, allora questo consentirà nei PI futuri di non inserire edificabilità nelle aree che però non è l'unica che è al di là del Meschio, che oggi non è edificata e che magari è dentro il consolidato, quindi vale per tutte. Ma questo è un atto di indirizzo forte che va messo nel PAT. Bene, allora direi che chiudiamo qua questa sera. Scusate. Iniziamo con il capogruppo Rossetto. Prego. Questa sera, ingegnere, scusi, questa sera abbiamo sentito parlare dei parcheggi su quell'area là. C'è una stima di quanti parcheggi verranno fatti, se verranno fatti, perché in base al numero di parcheggi possiamo anche un po' immaginare cosa faranno un domani su quell'area. Per il momento non abbiamo niente, ma però... Grazie. Grazie. Consigliere Gomiero, giusto per dare gli ultimi... Sì, per mettere a posto Buonasera Presidente, volevo fare un intervento a riguardo, visto che lo approviamo sta parte di variante. No, proprio la rimaniamo. Allora, riportiamo tutto la prossima volta? Vabbè, allora riporterò la prossima volta. Ritiro. Io ho parlato consigliere di De Antoni. parcheggi perché l'unica cosa che non fa volume se li faccio a raso, ma non perché sappia quanti, se, come. È probabile che vengano fatti dei parcheggi a raso, ma è perché è l'unica cosa che si può fare su un'area così. È per questo che io ho parlato di parcheggi, per cui non sono in grado di dirle se e quanti ne faranno, non ho un progetto.
Ultimo intervento, consigliere De Antoni, e poi andiamo a casa. Con spirito collaborativo volevo segnalare altre 2 osservazioni che avrei fatto, ma che faccio adesso in maniera tale che, se sono valide, possano essere in qualche modo recepite. La prima è che nelle controdeduzioni abbiamo dichiarato, l'ufficio dichiara che ci sono i pareri favorevoli di tutti gli enti che sono stati coinvolti. Il parere del Genio Civile non è favorevole con la prescrizione che, una volta definita, eccetera, eccetera. Questa cosa qui, siccome richiede, anche su questo richiede una variante, quindi volevo capire, verificate bene com'è questa questione. 1. 2, su entrambi i lotti, diciamo, interessati dalla osservazione 1 e dalla osservazione 2 sono verde di rispetto o tutelato, con vincoli di tipo idraulico e paesaggistico. Quindi se noi approviamo l'osservazione, approviamo anche la modifica senza avere il parere del Genio Civile su quell'area. Non so se vada bene, vedete voi, perché se la zona è con vincolo di tipo idraulico e paesaggistico, dovrò chiedere il parere prima di dargli l'ok. Ok, io ho detto... Adesso, chiusi gli interventi, votiamo per il rinvio del punto numero 4 al prossimo Consiglio Comunale. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. Il punto è stato rinviato. Buonanotte a tutti.